Oggi vi porto a vedere Aquileia. Aquileia, insieme a Cividale ed Udine, è stata una delle capitali storiche del Friuli. Fu fondata dai Romani nel 181 a.C. e i primi coloni furono 3.000 fanti seguite dalle loro famiglie. La sua posizione, che faceva da porta per l'Europa, la rese in breve una delle città più importanti dell'impero. Venne più volte attaccata e più volte resistette, fino al 452, quando calò Attila. Verso l'anno 1000 si assiste a una rinascita della città, con il ritorno del patriarcato di Aquileia, che però perde il suo potere nel 1420 con l'arrivo dei veneziani. In seguito la città passa di mano varie volte, ogni volta a qualcuno di nuovo, fino a quando viene annessa al Regno d'Italia. La conquista da parte di Attila porta con sé varie leggende, che resistono ancora tutt'oggi. Una di esse narra che gli aquileiesi, prima di fuggire alla volta di Grado, fecero scavare ai propri schiavi un pozzo, nel quale gettarono l'oro e tutte le ricchezze. Questa leggenda era talmente fondata, talmente sentita, che fino alla Prima Guerra Mondiale i contratti di compravendita dei terreni avevano la clausola "ti vendo il terreno ma non il pozzo". Nel caso che il pozzo fosse trovato, sarebbe rimasto al precedente proprietario. Quella che vedete alle mie spalle è la basilica. E adesso andiamo a fare un giro. Questa era Aquileia, spero che vi sia piaciuta. Se avete altri luoghi da consigliarmi o che volete vedere, lasciate un commento. Ci vediamo alla prossima!